Dal Prosecco al Franciacorta e molti altri, si avvicina infatti al miliardo il numero di bottiglie di spumante prodotte in Italia in un anno. Numeri record anche per le esportazioni, dove a fare da traino sono Stati Uniti, Germania e Regno Unito. Ce ne parla Anna Scafuri. Quasi 1 miliardo di bottiglie. La produzione di spumanti italiani nel 2022 tocca un nuovo record secondo l'osservatorio Unione Italiana Vini Vinitali, con un aumento del 4% rispetto all'anno precedente. L'85% dello spumante DOP IGP parla veneto, alle cui spalle ci sono Piemonte, Lombardia, Trentino ed Emilia-Romagna. Tiene il mercato interno con un consumo lungo tutto l'anno, ma è l'export a trainare, con oltre 5 milioni di ettolitri venduti nel 2022 fuori dai confini, in aumento del 6% rispetto all'anno prima. Forte l'incremento del valore, più 19%, 2,2 miliardi di euro. Protagonista assoluto il Prosecco. La gente parla di Prosecco pensando al termine spumante e questo chiaramente ci dà dei problemi nel far capire appunto che siamo una denominazione d'origine e nel tutelarla. Cresce in Italia la preferenza per il prosecco biologico e sostenibile e ancora di più all'estero, conferma un'analisi di Nomisma. Dobbiamo continuare nel nostro percorso di crescita e di sviluppo dal punto di vista qualitativo e della sostenibilità. Abbiamo introdotto delle etichette che sono fatte con la plastica riciclata degli oceani. In grande ascesa qualitativa l'Alta Langa e l'Oltrepò Pavese. Il consumatore si sta riappassionando a questo territorio, ci sono tanti giovani produttori che stanno lavorando bene, il livello qualitativo si è alzato e spero che avremo un ottimo futuro.